È stato veramente interessante, trascorrere questo tempo con i ragazzi del liceo Ospedalieri. Sono ragazzi particolarmente attenti, ho notato, ragazzi già stimolati evidentemente dall'ambiente, dai professori. Abbiamo parlato di Agata, di Sant'Agata, e abbiamo messo l'accento prima sulla donna, piuttosto che sulla santa, perché per poter apprezzare la santità di Agata è necessario conoscere il suo essere donna. E purtroppo Agata è una donna vittima di violenza. Abbiamo quindi parlato del sopruso, abbiamo parlato del maschio che non riuscendo a reggere il dialogo e lo scambio sul piano della forza morale, perché Quinziano sul piano della forza morale perde, alza la posta e quindi sposta il centro non più sulla forza morale ma su quella fisica. Una forza che diventa una vis maior, cui resisti non potest, una forza che per una donna la natura non ha previsto come dire, un'altezza possibile. Ed allora questa forza smette di essere forza e diventa violenza. Questo ha particolarmente colpito i ragazzi, i quali hanno riflettuto su quello che è appunto il sopruso, che non è soltanto violenza fisica ma anche violenza morale. I ragazzi stessi mi hanno detto: allora violenza è tutto quello che provoca dolore, ed è proprio così. Abbiamo immaginato come poter uscire da da questo tunnel che purtroppo vede questa generazione, e non solo questa, coinvolta in tanti episodi di dolore e di violenza. E i ragazzi hanno risposto positivamente, anzi in modo propositivo. Abbiamo concluso dicendo che la speranza ha due figli. Una è l'indignazione e l'altro è il coraggio. Se si indigna, se ci si indigna, ma se poi non si ha il coraggio di voler cambiare, allora la speranza si perde. Pertanto abbiamo immaginato proprio di mettere a punto un progetto da applicare nella prima forma di societas che è la famiglia, ma anche la classe, la scuola, per poter venir fuori proprio da questo sentimento che va assolutamente debellato, che è la forza, la prepotenza, l'incutere il dolore ad un altro. Grazie.